Beh, oggi in Piazza Loggia in compagnia della signora? Come si chiama, signora? Sandra. Sandra, lei signora di Brescia? No, di Bergamo. Di Bergamo, che fa a Brescia oggi? Sono venuta in visita. Ah, brava, a spasso, le è piaciuta, perché ogni tanto viene a Brescia. Te la conosco. Beh, certo, ovviamente. Allora, signora Sandra, provi a leggere questo proverbio in dialetto bresciano, che poi è un po' simile al bergamasco, dai. Dio il dal fiel e il suo cagnolo. Proviamo a tradurla. Dio gli dà il figlio e anche il suo cestino. Ah, brava! Che è arrivata anche sul cagno. Che significato può avere, signora Sandra, questo proverbio? Che ci dà il figlio, ma ci dà anche le Possibilità? no, ma anche come si chiama, i compiti da assolvere, che sono tanti. Che sono tanti, quindi anche gli impegni vari. Bene, signora Sandra, allora tornerà a Bergamo Popolare, che l'hanno vista in televisione, a Brescia. Tra pochissimo iniziamo Centro Anch'io, grazie. Centro Anch'io, Centro Anch'io. Ben ritrovati, grazie, un nuovo appuntamento con Centro Anch'io. Oggi, che non è Natale, però c'è un'adorazione dei pastori di Giovanni Girolamo Savoldo e poi il proverbio. La tavola di oggi con l'adorazione dei pastori proviene dalla chiesa di San Barnaba ed è opera di Savoldo. In un'umile capanna la Vergine e Giuseppe, insieme ai due pastori, rendono omaggio al piccolo poggiato nella mangiatoia. La pittura di Savoldo è molto attenta alla riproduzione del dettaglio naturale e in questo è figlia della tradizione lombarda. Questa attenzione emerge nelle espressioni dei personaggi, in particolare quella dell'uomo in verde, incredulo. Sembra metabolizzare l'evento con una certa difficoltà. L'artista è abile anche nel costruire continue contrapposizioni tra i bagliori dello sfondo, con l'apparizione dell'angelo, e le ombre cupe della capanna, facendo brillare con ancor maggiore intensità i colori dei tessuti. Bene, qualcuno di voi all'ascolto con qualche capello bianco probabilmente ricorda questo proverbio. Dio il dà il fiel e il so cagnol. Cristina ci stupisce. Ci stupirà Cristina. Bene. Dio il dà il fiel e il suo cagnolo. Dio ci dà il giusto e quello in cui deve stare il giusto. Bene, ci dà il figlio. Ok, per intendersi. Ci dà il figlio e tutto quello che gli va intorno. Cristina, l'avevo detto io che ci avrebbe stupito. Insomma, 10 lode. 2 metri. Il signor Carlo e la signora Maria Cecilia stanno studiando il proverbio. Dai, Dio è il dà, è il fiel. Al suo cagnolo. No, che cognato. Cagnolo. Dio è il dà, è il fiel e è il so cagnolo. Cioè? Tutto questo non lo saprei. La sua culla? Dai, il bambino alla culla? Brava, dai Carlo, quindi qual è il significato metaforico? Dio il dà il fiel e è il so cagnolo. Io dal chiodo so cagnolo lo saprei. Il cagnolo è la culla che una volta usavano il cesto di vimini, no? Ecco. Ora dei passi avanti li abbiamo fatti. Il so cagnolo. Bravo. No, No. Cagnolo. Cos'è cagnolo? È difficile. Oh. Forse la moglie ce la fa. dà il suo amore? No, che il cagnolino, l'amore. Però mi si stanno applicando, sono bravi. Dio dà il fiel. Al figlio? No, non dà al figlio. Dio non dà nulla al figlio. Dio ti dà il figlio. Che dà al figlio il suo, giusto? Il suo consiglio. Il suo consiglio. Cagnolo. Bravi, perché c'avete. Cagnolo Che- è una cagna. No. Non litigate però, eh. Allora, dalla zona di Milano in gita a Brescia, indimenticabile questa gita, no? Intervistate alla televisione. Sicuro, È meglio starsene a casa, no? più o meno. La moglie. O non è che il cagnolino mi fa la pipì sul. No, è buona. Simpatico no? Allora mi sa che prima o poi me la fa. Senti, allora chi risponde qui? Facciamo lui, però lei. Più milanese lei, quindi magari milanese, bresciano. Allora, proviamo. Dio è il dà, Dà il figlio il fiel, e il suo il suo Cagnolino.
Cagnol non è il cagnolino, anche perché voi già ce l'avreste. Quello è il pianto, che ne so, non so. Però brava, ma davvero brava che si sta applicando. Anche quello di oggi un po' arcaico. Dio el da el fiol e el so cagnol. Dio ti darà un figlio, ti dà il figlio e anche la cesta in cui riporlo el cagnol, ovvero la provvidenza pensa a tutto. Voi pensate soltanto a restare qui. Grazie, alla prossima. Ciao!